Treviso chiude il cerchio sui primi 50 migranti da inserire nei programmi di accoglienza diffusa e lo fa con l'appoggio del comune di Vittorio Veneto. Un altro passo in avanti, posso dire che essere particolarmente soddisfatta del fatto che il Comune di Vittorio Veneto si sia unito alla rete che già avevamo costituito all'inizio di questa avventura nel 2015, quindi si è unito anche Vittorio Veneto. Questo ci consente di arrivare ai 50 posti previsti dal bando al quale abbiamo partecipato. 50 richiedenti asilo che verranno spostati dall'ex caserma Serena come dalla Zanuso di Uderzo in piccole comunità. Appartamenti da 4-6 posti gestiti da cooperative con un programma di inserimento graduale nella comunità. E questo nel giorno in cui il decreto del ministro dell'Interno Minniti diventa legge, con 19 milioni di euro messi a bilancio per le espulsioni, oltre alla creazione di nuovi centri di rimpatrio stabiliti in uno per regione. Un segnale positivo per il governatore Zaia, anche se ora bisogna vedere i fatti, perché di parole, sottolinea il Presidente in un comunicato, ne abbiamo già sentite molte e il problema è ancora lì, che si ingigantisce giorno dopo giorno, con Frontex che ci informa proprio oggi che gli sbarchi sono aumentati del 30% rispetto al 2016 e che ci sono dati anomali sulla quantità di soccorsi effettuati da navi nelle varie ONG. Intanto Treviso continua nella sua strada anche sul fronte svuotamento dell'ex Serena, attivando la procedura anche per 235 richiedenti asilo da inserire in un nuovo progetto di accoglienza diffusa, portando a saturazione la proporzione di 3 richiedenti asilo ogni 1000 abitanti previsto per legge. Prefetto, è stata contenta di questa vostra decisione? Ma io ritengo di sì, anche perché va incontro a quelle che sono le linee del Ministero. Di certo un problema in più per il prefetto Lega, che con questa procedura dovrebbe essere costretto a spostare dal territorio comunale, quindi dall'ex Serena, circa 500 migranti, sempre che l'area dell'ex caserma non sia considerata demaniale e quindi sotto il controllo diretto dello Stato.